Ciao ragazzi, questo è il laghetto dove ho pescato la bestia da 6,5 kg e ho appena finito di fare 6,5 km proprio per stare in tema con la trota di corsa Fioi a 1600 metri in salita. Fioi è una roba disumana, io ve lo dico. Eccoci qua. Peccato non aver preso la GoPro con quella trota, raga, perché sarebbe stato veramente una cosa devastante. Questo è un pezzo del percorso che ho fatto. Eccoci qua. Oggi purtroppo è l'ultimo giorno, poi si torna a casa, però abbiamo la webcam, vediamo di fare in video con la web nella speranza che vengano bene e che io riesca a essere naturale, perché mi sento un po' deficiente con la web, sì, lo sono anche senza, però con la web ancora di più. Questo non è neanche il punto più bello di campi da tennis, dove ho fatto innumerevoli risse in 3 tornei che ho fatto, 3 risse ho fatto con i miei amici di Campiello, con un turista che ha vinto e io non ci stavo e è successo il disastro, vabbè, dettagli. Facciamo vedere un po' una panoramica, dai, siamo col telefonino. Qua c'è una delle piste, anzi la pista più difficile, però per me non è la più bella, si chiama pista Schumacher, perché Schumi viene sempre qua a Campiglio. Mamma mia ragazzi, sono distrutto veramente. La funivia, non so se si vede, cazzo. Aspetta, saliamo qua. Ok, questa invece è la Conca Verde. Quando ero piccolo, visto che qua per me, questa è la seconda casa per me, ho giocato innumerevoli partite a calcio, anche qua con 1000 litigate, perché da piccolo ragazzi era veramente pazzo. In quella porta là però ho fatto diversi gol, quei 2 alberi là, e dopo anche in quella che mettevamo una maglietta al posto del palo, insomma il palo degli alberi era quello più piccolino, quello davanti a noi, quello più grande era impossibile perché c'era troppo grande, e avevamo quella maglietta. Tanto più, che vecchio che sono. Ok, invece là dove vedete quei pali là della luce, quella casetta là, quella è la 3-3 della Coppa del Mondo di sci, e quella sia la più bella, l'ho fatta innumerevoli volte ed è stupenda. Mamma mia, che stanco che sono. Mezz'ora di corsa qua equivalgono a 2000 ore a Venezia. Ok, là c'è la funivia che ho fatto con la comendina, quella da lago, il Grostè invece non si vede da qua. Abbiamo fatto 6 ore di camminata, poi mi sono anche ostinato gli occhi, infatti sono andato pronto soccorso perché avevo tipo gli occhi piccoli come un cinese, è stata una brutta esperienza. Quella invece da 5 laghi, dopo vai su e dopo scendi là per il canalone Miramonti. La mia casetta è qua in mezzo a sti alberi. Madonnina del Signore. Siamo quasi arrivati.